Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le notizie principali di oggi. La piaga delle morti sul lavoro, 2 le vittime in 24 ore in Sicilia, dove dall'inizio dell'anno hanno perso la vita 12 lavoratori. L'uomo deceduto oggi a Floridi è stato colpito dalla trave di un ponteggio. Bluetech, dopo l'assegnazione al gruppo Pelligra Holding, i concorrenti di Shara Holding e Smart City Group lamentano la violazione delle norme sugli appalti pubblici, richiedono l'accesso agli atti. Crisi idrica in Sicilia, Caltanissetta senza acqua da giorni, per l'ennesimo guasta una condotta. Sindaci e agricoltori si rivolgono ai prefetti dell'isola. No alle scorie radioattive a Trapani, scendono in piazza gli studenti e incontrano sindaci e imprenditori della provincia, a volerle collocare una società del Ministero dell'Economia. A Cicastello il dolore di Daniele, 11 anni fa una palma crollata a terra uccise accidentalmente suo padre. Ora è costretto a pagare 40.000 euro per aver perso la causa di risarcimento. Palermo è guarito Oney, il cane che preso a picconate era stato ritrovato moribondo in un cassonetto dei rifiuti 9 giorni fa. La volontaria che lo ha accudito ora cerca una famiglia per lui. Il calcio, Palermo in ritiro dopo la sconfitta di ieri alla Spezia. I rosanero prepareranno a Torretta la partita di domenica contro l'Ascoli. Il Catania verso i play-off si affida ai gol di Cianci, eletto miglior giocatore del girone C di Lega Pro nel mese di aprile. Bentrovati, dunque non si fermano le morti sul lavoro. Dopo quella di ieri, nella tarda mattinata di oggi, un'altra vittima. Si tratta di un uomo originario di Catania, sarebbe stato colpito dalla trave di un ponteggio a Floridia. La procura ha aperto un'inchiesta. 10 morti in 3 mesi. Il bilancio delle vittime sul lavoro in Sicilia diventa sempre più pesante. Le ultime 2 in soli 2 giorni. Carta e penna in mano. I carabinieri stanno facendo i rilievi dell'ultima tragedia. Siamo vicino a Floridia. Qui un 58enne originario di Catania era venuto per rimuovere una tettoia. Serviva il ponteggio e proprio da qui sarebbe venuta giù una trave che lo ha colpito in pieno. Ma proprio il 1° maggio, giorno della festa dei lavoratori, Mario Mondello, noto commercialista di 64 anni, ha perso la vita mentre era sul trattore. Il mezzo si è ribaltato nei campi vicino a Favara, nell'Agrigentino. Tanti, troppi incidenti mortali e sempre la stessa domanda: quando si arriverà a 0 morti sul lavoro? Manifestazioni e tavole rotonde sembrano non bastare, lo dimostrano i numeri. Mentre la parola sicurezza risuona sempre di più, i carabinieri indagano sull'ultima tragedia. Scoppia il caso dell'assegnazione dello stabilimento ex Bluetech di Termini Imerese. I commissari hanno scelto il progetto del gruppo Pelligra Holding, ma uno dei concorrenti adesso notifica alle parti un ricorso contro l'assegnazione. Manlio Viola. Rischio frenata nella procedura di consegna degli stabilimenti ex Fiat ed ex Bluetech di Termini Imerese alla Pelligra Group. Una storia ventennale, quella del sito produttivo, che a marzo scorso sembrava aver imboccato la strada che porta alla parola fine, con l'assegnazione proprio al gruppo Pelligra. Ma adesso si apprende di un ricorso al TAR del Lazio da parte dei concorrenti della Shara Holding e della Smart City Group, che lamentano la violazione delle norme sugli appalti. Il ricorso è stato notificato al Ministero del Made in Italy, alla Bluetech nella persona dei commissari straordinari e all'aggiudicatario Pelligra Group, ma nonostante di ricorso si tratti a tutti gli effetti, nella relata di notifica si usa una formula anomala, definendo la notifica stessa non introduttiva del giudizio. Adesso i ricorrenti, il gruppo Shara Holding e Smart City Group, smentiscono di aver depositato il ricorso al TAR del Lazio, pur ammettendo di averlo comunque notificato invece alle parti. Tanto basta per paventare il rischio di stop alla procedura e far saltare sulla sedia i rappresentanti dei lavoratori. La CGIL chiede alla Regione una task force, la UIL chiede risposte chiare per i lavoratori
lavoratori, la FIMCISL chiede la convocazione di un tavolo ministeriale e di uno regionale. Per parte sua la Regione risponde per bocca dell'assessore Edi Tamaio, che rivendica di essersi fatto carico del problema e annuncia che continuerà a vigilare sulla procedura. Il Ministero replica al contenuto del ricorso ribattendo la correttezza della procedura di assegnazione e la Pelligra Group sottolinea la propria trasparenza e le interlocuzioni in corso per far partire il progetto. La guerra dell'assegnazione è iniziata. Nuovo processo per Silvana Saguto, ex magistrato presidente della sezione misure di prevenzione di Palermo, già condannata a Caltanissetta con sentenza definitiva a 7 anni e 10 mesi per corruzione. È accusata di falso in atto pubblico in merito al sequestro di beni agli imprenditori Virga, definito dalla DIA uno dei maggiori sequestri mai fatti, valutato in 1.600 milioni di euro. Agli imprenditori Vincenzo e Carmelo Virga e i loro familiari sono stati restituiti gran parte dei beni. La situazione idrica in Sicilia è drammatica, lo denuncia l'ANBI, Associazione dei Consorzi di Bacino. Gli invasi sono quasi vuoti e la rete idrica necessita di continua manutenzione. Caltanissette di nuovo a secco per un altro guasto a una condotta. Sindaci e agricoltori si rivolgono ai prefetti dell'isola. Emanuela Corsi. La situazione idrica della Sicilia è drammatica. È l'allarme lanciato dall'ANBI, Associazione dei Consorzi di Bacino. Nonostante una timida ripresa, poco più di 13 milioni di metri cubi in un mese, negli invasi siciliani mancano complessivamente circa 670 milioni di metri cubi d'acqua, il 68%. L'assenza di pioggia è la prima causa di quella che sembra una catastrofe annunciata in vista dell'estate. Il mese di marzo in Sicilia è stato estremamente siccitoso per le province centrali e soprattutto sudorientali, spiega l'associazione, dove gli accumuli d'acqua sono stati tra il 70 e il 90% inferiori alla norma in buona parte dei comuni tra le province di Catania, Siracusa, Enna e Caltanissetta. Proprio Caltanissetta da giorni vive una doppia emergenza. Oltre a mancare l'acqua negli invasi, si verificano continui guasti alla rete idrica, l'ultimo nei pressi di Troina, e cittadini e attività commerciali sono nuovamente con i rubinetti a secco. Di fronte a questo nuovo problema, il sindaco ha chiesto un tavolo prefettizio. Nel catanese anche la CIA Sicilia Orientale chiede un tavolo al prefetto per approntare interventi con urgenza in vista delle temperature già da stagione estiva e il perdurare della mancanza di acqua negli invasi. Centinaia di produttori della piana di Catania, si legge in una nota, versano in drammatiche condizioni sia sotto l'aspetto economico per la perdita secca del reddito, sia perché le produzioni agricole e zootecniche sono già compromesse. Trapani contro le scorie nucleari, scendono in piazza gli studenti, i sindaci e gli esponenti del mondo produttivo e sociale incontrano i ragazzi per contrastare il progetto di deposito di rifiuti nucleari in provincia di Trapani. Eva Spampinato. Trapani dice no alle scorie radioattive e lo ribadisce da Piazza Vittorio Emanuele, dove si sono riuniti decine di giovani al fianco dei sindaci delle province e dei rappresentanti del mondo produttivo trapanese. Oggi non ha marinato la scuola, oggi sono venuti in piazza e ci hanno dato loro lezioni di futuro, partendo da un no però, no ai rifiuti radioattivi, né a Calatafimi né a Fulgatorio. All'inizio dell'anno, sulla Carta Nazionale delle Aree Idonee ad ospitare scorie nucleari e di diversa radioattività, risultavano 5 paesi della Sicilia, di cui 2 a Palermo, 1 a Caltanissetta e 2 a Trapani, i siti di Segesta e Fulgatore. Meno di 2 mesi fa sono rimaste in elenco solo le zone del Trapanese, promosse a ruolo non scelto, dicono i sindaci. Il giorno prima delle elezioni europee da Roma deve arrivare il decreto che stralcia queste zone candidate imposte dall'alto ad ospitare i depositi nazionali di rifiuti radioattivi. Così il territorio rischia di trasformarsi nella pattumiera d'Italia, insorgono dal palco, dalle tonnellate di uva per la produzione del vino pregiato trapanese alle tonnellate di scorie, 91.000 metri cubi quelli previsti per il solo sito di Fulgatore, frazione di Trapani a pochi chilometri dal capoluogo. Sostenuto dalla provincia di Trapani. Responsabile della valutazione delle aree idonee è la società Sogin, società gestione impianti nucleari per azioni, ed è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ucciso nel 2013 da una palma mentre si esibiva ad Aci Trezze, familiari condannati a pagare anche le spese legali. È il doppio dramma della famiglia Anastasi che chiede verità e soprattutto giustizia. Tonino De Mana.
Non credevi che sapessi farlo anch'io, sbagliavi amore mio, sbagliavi amore mio. Una voce inconfondibile, quella di Claudio Anastasi, zittita per sempre da un infausto destino che lo ha visto morire all'età di 58 anni durante un'esibizione al pianoforte ad Aci Trezza. Era la sera del 29 giugno 2013 quando una palma lo colpiva in pieno, lasciandolo esanime per terra e strappandolo all'affetto dei suoi cari. Abbiamo smesso di credere nella giustizia per tutto ciò che è avvenuto, a credere nella morale e nella coscienza delle persone, perché mio padre era lì, amava cantare, è stato chiesto di allietare una serata al suo piano, mentre si esibiva si è spezzato il puntale di una palma, l'ha colpito in testa e l'ha ucciso sul colpo. Una morte assurda che forse si poteva evitare, ma che a distanza di 11 anni lascia dolorosi strascichi giudiziari. L'inchiesta aperta dalla Procura di Catania per omicidio colposo si è chiusa con l'archiviazione, ma i figli della vittima, Daniele ed Adriano, non si sono dati per vinti, facendo causa al comune di Acicastello. Al termine di un controverso iter giudiziario arriva anche la beffa, ovvero la condanna al pagamento delle spese legali, 40.000 euro. A detta del perito, il comune, pensi un po', non si sarebbe potuto accorgere della malattia della palma. Paradossalmente ci vengono aggiunte le spese d'appello alla condanna di prima sentenza. Quindi oggi sono 40.000 euro che praticamente non saprei nemmeno dove andarli a reperire. Daniele non si separa mai dal CD con le canzoni del papà, lo ascolta nei momenti più tristi, forse in quelle note riesce a trovare la forza ed il coraggio di andare avanti alla ricerca della verità e soprattutto della giustizia. La prima nata nel 2021 sull'isola di Lampedusa dopo 51 anni è stata Maria, partorita in emergenza sull'isola dopo il naufragio in un barcone e il salvataggio. Adesso alla bimba verrà conferita la cittadinanza onoraria dell'isola. Roberta Lunghi. La forza della vita che irrompe tra mare e sofferenza. Era arrivato carico di questo simbolo, il primo vagito della piccola Maria, alle 23:40 del 31 luglio 2021 sull'isola di Lampedusa. La prima nata dopo 51 anni e che sabato riceverà per iniziativa del Consiglio Comunale dell'isola la cittadinanza onoraria. Dopo il salvataggio, lo sbarco a Lampedusa, il trasferimento in ambulanza al poliambulatorio di Contrada Grecale, la sua mamma Rita, della Costa d'Avorio, rischiava il parto prematuro che poi è avvenuto. Tra lacrime e sorrisi, dietro le mascherine, Maria, così in nome dell'infermiera che l'ha assistita, è venuta al mondo e oggi è palpabile la gioia e l'orgoglio del personale medico e paramedico del punto territoriale di emergenza di Lampedusa. L'attribuzione della cittadinanza onoraria a Maria è un motivo di orgoglio per la nostra ASP, perché l'assistenza e la nascita della piccola è avvenuta il 31 luglio 2021, è avvenuta all'interno delle strutture dell'ASP, del PTE di Lampedusa. Motivo di orgoglio e motivo di impegno. L'intuizione di creare i presupposti per l'assistenza alle tante donne migranti è stata lungimirante. Da quella notte in poi altra vita è iniziata sull'isola. Ginecologi, ostetrici e pediatri che hanno una presenza H24 sull'isola e che hanno consentito nel corso dello scorso anno di assistere altri 4 parti. Sull'isola intanto si prepara la giornata di festa per Maria, che sarà cittadina di Lampedusa, con a soli 2 anni e mezzo il bagaglio di una storia che racconta tutto insieme: la tragedia della migrazione da una parte e poi l'accoglienza, l'amore, l'abnegazione dei medici e della gente dell'isola, che iniziò dalla sua nascita una gara di solidarietà per lei e la sua mamma di quello che adesso è il suo paese. Oney sta bene e presto avrà una famiglia. Il cane che era stato preso a picconate a Palermo e ritrovato in un cassonetto dei rifiuti è stato curato e adesso si trova a casa di una volontaria che presto lo darà in adozione. Eva Spampinato. Lo avevamo visto così, agonizzante e in fin di vita, ricoperto di rifiuti dentro un cassonetto nel quartiere Cruillas a Palermo. I suoi flebili lamenti lo hanno salvato. Pochi minuti e non ci sarebbe stato più nulla da fare. E invece la sorte e l'intervento di 2 donne, mamma e figlia, sono stati la sua fortuna. Adesso Oney sta bene e ha una nuova casa, lo vedete. Buongiorno a tutti, da Oney. Noi andiamo a passeggio, facciamo una passeggiata questa mattina. Lei è Valeria Galletti, una animalista di Palermo che è arrivata in suo soccorso dopo che la madre lo aveva trovato in quel cassonetto. Oggi lui, dopo 9 giorni, è fuori pericolo.
È stato dimesso ieri dalla clinica veterinaria Primavera ed è a casa con me. La corsa alla clinica veterinaria con una emorragia cerebrale e 2 fori alla testa e poi il lieto fine. All'inizio sembrava fosse sparato, visto un recente episodio fatto sempre nella zona di Curillas. Invece poi i medici hanno stabilito che sono state due picconate secche al cranio. Adesso Oney cerca una famiglia e Valeria lo aiuterà a trovare la felicità dopo averlo salvato dalla crudeltà di cui solo alcuni esseri umani possono essere capaci. Giochi fatti in vista delle elezioni europee, sono 14 le liste presentate nella circoscrizione delle isole Sicilia e Sardegna, ma almeno 4 di queste sono state depositate con riserva di accettazione. Maglio Viola. 10 liste e 80 candidati, giochi fatti in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimi. Alle 20 di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle candidature. Bisognerà attendere il pronunciamento della commissione elettorale però per sapere se la lista Pace, Terra e Dignità di Michele Santoro, la 10ª, verrà ammessa. Il deposito è avvenuto, ma ora occorre la verifica delle firme a supporto delle liste presentate. Circa 100.000 in Italia, oltre 17.000 in Sicilia, di cui oltre 13.000 con annesso certificato elettorale. Ci sono poi altre 4 liste che sono state presentate ma il cui deposito è stato accettato con riserva di verifica. Si tratta di Forza Nuova, Alternativa Popolare, del Partito Animalista Italexit e di Democrazia Sovrana e Popolare. Anche per questi bisognerà attendere gli accertamenti della Commissione presso la Corte d'Appello e attualmente queste 4 liste non sono inserite nell'elenco. 9 le liste certe, ovvero quelle dei partiti tradizionali ai quali si aggiungono Azione, Stati Uniti d'Europa e Alleanze Verdi di Sinistra. Non ci saranno i candidati della Democrazia Cristiana di Toto Cuffaro. Dopo ben 2 rifiuti, la lista Stati Uniti d'Europa, nata dall'accordo Italia Viva più Europa e PSI, si è chiusa senza rappresentanza DC. A sorpresa nella Lega invece il capolista è Annalisa Tardino e non il generale Roberto Vannacci che è al numero 2. Sfida a distanza fra 3 donne capolista poi, la premier Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia, la segretaria Ellis Klein del PD, Rita Bernardini per Stati Uniti d'Europa. Resta da capire infine dove andranno i voti di Cuffaro che non sono pochi e attualmente sono orfani di un candidato. Fiamme nel piazzale dell'impresa Trasporti e Logistica SRL. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Lanza di Scalea per domare un incendio che ha distrutto 2 tir parcheggiati e danneggiato un terzo mezzo pesante. Non si esclude alcuna ipotesi, neanche quella dell'incendio doloso. E noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Palermo in ritiro dopo la sconfitta di ieri alla Spezia, rosanero che prepareranno a Torretta la partita di domenica contro l'Ascoli. Marco Gullà. Stop, tutti in ritiro. È ormai crisi, il Palermo è in caduta libera e quindi la società ha deciso tutti a Torretta in vista della prossima partita di campionato che sarà al Barbera domenica contro l'Ascoli. La sconfitta sul campo dello Spezia nel giorno del 1° maggio e soprattutto la prestazione imbarazzante del Palermo hanno indotto la dirigenza a correre ai ripari. Occorre riflettere, guardarsi negli occhi e lavorare insieme per uscire dal tunnel di crisi. Oggi seduta defaticante per i calciatori che hanno disputato il match contro i Liguri, mentre il resto del gruppo ha svolto un'attivazione rondos, un lavoro atletico e una partita in famiglia con la formazione Under 17. Poi la comunicazione che un po' era nell'aria, si va tutti in ritiro, una decisione figlia anche degli ultimi risultati. C'è qualcosa che non va, i siciliani nelle ultime 11 partite hanno vinto una sola volta e per lo più contro il Lecco, ormai retrocesso. Bastano questi numeri per decretarne lo stato di crisi. La classifica inizia a diventare anche preoccupante, la Sampdoria è 7ª ed è distante solamente 3 punti dal Palermo. I rosanero devono quindi necessariamente vincere contro l'Ascoli per blindare la 6ª posizione e il ritiro arriva proprio per questo. Il Catania, che si allena in vista dei play-off per gli spareggi promozione, potrà contare su uno dei giocatori più in forma del momento in tutta la serie. L'attaccante Pietro Cianci, nominato miglior giocatore del mese di aprile. Marco Carli.
Il Catania, in vista dei playoff che scatteranno il 14 maggio, riparte dal giocatore più in forma del momento. Un attaccante che segna è una garanzia e Pietro Cianci lo fa. Nominato miglior giocatore del girone C per il mese di aprile con i suoi 3 gol e la Coppa Italia conquistata, che hanno seguito le 2 reti messe a segno nella parte finale del mese di marzo. Cianci è stato premiato dai follower dei canali social della Lega Pro e favorito dall'attacco a 2 punte, che indubbiamente agevola i protagonisti del reparto offensivo a lavorare più a stretto contatto e ad essere sostenuti dal compagno. Se anche Di Carmine, che resta il miglior marcatore stagionale del Catania con 10 reti, di cui 2 in Coppa Italia, riuscirà a trarre lo stesso giovamento, i rossazzurri si presenteranno con più frecce al proprio arco ai playoff, a cui gli etnei, lo ricordiamo, accederanno dalla prima fase nazionale, per intenderci gli ottavi di finale con gare di andata e ritorno. Anche perché, visto che il recupero di Peralta per gli spareggi resta difficilissimo, aver trovato un giocatore utile al raccordo fra centrocampo e attacco come Cicerelli, fra i migliori del periodo, dà a Zeoli scelte in più, come la posizione di Quain in difesa. L'ex Fiorenzuola col Benevento ha disputato una gran partita. Alternative, come alcuni giocatori, Sturaro su tutti, per cui il lavoro dei prossimi giorni potrà regalare un numero maggiore di minuti potenziali in campo. Poi bisognerà aggiungere coesione e mentalità. I giorni che separano dal prossimo impegno agonistico potranno servire anche a questo. E per stasera noi ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.